Poi io chiedo solamente che una mano, una mano chiedo, perché alla fine era una persona per bene. Michael non si dà pace. Quella nata come una disavventura si è presto trasformata in un dramma personale e familiare. È il 31 dicembre quando la sua bici scompare nel nulla e l'amico Ignazio, qualche ora dopo, a riferirgli che autore del gesto potrebbe essere stato un ragazzino del posto di origine marocchina, un minorenne, non nuovo a quel genere di ruberie. È il pomeriggio di mercoledì, il 1 gennaio, quando Ignazio, Michael e il padre Silvano, 64enne, noto in paese anche per essere stato volontario della protezione civile, entrano nella pasticceria in pieno centro a Maserada in via Caccianiga, dove si trova il ragazzino. La bici è parcheggiata all'esterno. Praticamente io ho chiamato Michael dicendogli di arrivare subito, altrimenti non l'avrebbe più vista la bicicletta. Mi ha detto che arrivava subito, io pensavo venisse da solo, no, invece è venuto con suo padre. Sono arrivati, siamo entrati dentro in pasticceria, le hanno detto che queste cose non si fanno, l'hanno minacciato ma senza alzare le mani. Insomma, l'alterco è solo verbale, con il ragazzino che di fatto ammette le sue colpe. Lui non ha detto niente, fissava il padre del mio amico, al mio amico li fissava, non gli diceva niente, ha solamente detto non pensavo fosse tuo. Ignazio, Silvano e Michael escono così dal locale mentre i due giovani recuperano la bici per caricarla in auto. Silvano, che raccontano fosse molto scosso per l'accaduto, attraversa la strada e si dirige verso il postamat per controllare se la pensione è accreditata. Questione di pochi minuti e i ragazzi vedono che attorno all'uomo ci sono delle persone. Arriva anche il SUEM, ma per il 64enne non c'è più nulla da fare. Dico solo che mi arrivi una mano dal cielo perché ormai non so cosa più credere. Tutto qui.